Presentato ieri presso il foyer del Teatro Pirandello il concorso scolastico nazionale 2024-2025 dal tema Io e i miei nonni, esperienze e riflessioni. Presente il segretario nazionale della FNP Pensionati della CISL, Antonio Di Donè, Giuseppe Zola, presidente Associazioni Nonni 2.0, ha portato il saluto alla città il sindaco Francesco Miccichè, presente anche il presidente della Fondazione Agrigento 2025 Giacomo Minio, tra relatori anche il segretario provinciale della CISL Agrigento Enna Caltanissetta Carmela Petralia. I lavori sono stati introdotti da Maria Rosaria Aquilone, segretaria regionale FNP CISL Pensionati. Siamo ad Agrigento, innanzitutto una bellissima città che sarà il prossimo anno città della cultura e in un posto bellissimo che io non conoscevo, al Teatro Pirandello, nel pieno centro della città, in questo bellissimo palazzo barocco. Detto questo, oggi siamo qui appunto per presentare questo concorso che verrà fatto in tutte le scuole in collaborazione con Nonni 2.0, questo concorso che dà la possibilità ai scolari di tutte le età, scuole elementari, medie e superiori, di esprimere dei pensieri sui nonni. È un'esperienza che è già stata fatta a Milano, che ha avuto grande successo, ed è incredibile quando si leggono questi pensieri che i nipoti rivolgono ai nonni. È bellissimo perché stiamo vivendo un periodo storico incredibile in cui 4 generazioni convivono insieme, in cui gli anziani over 65 hanno superato i 15 anni, purtroppo, lo ripeto, ma questa possibilità di conoscere a lungo i nonni anche in età adulta io credo che sia una cosa bellissima. Io questa fortuna non l'ho avuta, quindi sono generazioni longeve e grazie a Dio questa cosa c'è. E questo significa testimonianza di un impegno che la sua associazione, la FNP Pensionati della CISL, sì, noi sul rapporto tra generazioni e sul rapporto intergenerazionale siamo molto impegnati, È una cosa in cui ci crediamo perché senza passato non ci sarà futuro, ma soprattutto chiediamo ai giovani una cosa molto chiara e molto precisa: il rispetto per l'anzianità, quello che c'era nell'antica Grecia, c'era nell'antica Roma e c'era anche 50 anni, 60 anni fa nelle nostre campagne, nelle cascine e nei paesini. Questo rispetto per l'anzianità, per l'esperienza, deve ritornare in voga. E chiedo ai giovani appunto questo rapporto intergenerazionale di dignità e rispetto. Quando un vecchio ha bisogno d'aiuto, bisogna dargli l'aiuto e non bisogna vergognarsi a chiederlo ai giovani. Ecco, parliamo di questa iniziativa. Avete scelto proprio Agrigento per presentare questo progetto della CISL Pensionati in collaborazione con la vostra associazione? Sì, abbiamo più che scelto, ci è capitato di fare degli incontri sorprendenti con la CISL Pensionati della Sicilia e quella nazionale. Ci siamo trovati nel giudicare in modo molto positivo la presenza dei nonni nel nostro paese, per cui continuando in questo ragionamento abbiamo detto perché non organizziamo insieme un concorso scolastico per vedere che cosa i nipoti pensano dei nonni. E abbiamo approfittato, dico la parola approfittato in modo improprio, però abbiamo approfittato del fatto che la città di Agrigento sarà capitale italiana della cultura per far partire da questo luogo l'ipotesi appunto di un concorso scolastico in cui tutti gli studenti, dalle elementari alle superiori, possono parlare dei propri nonni, dire le proprie esperienze, fare le proprie riflessioni. Penso che sia un modo come un altro per far capire sia ai ragazzi sia ai nonni che ciascuno di noi viene da una storia, non viene dal nulla. E i nonni sono la rappresentazione fisica, con la loro solo presenza, di questo, cioè che veniamo da una grande storia, che dobbiamo continuarla e che dobbiamo anche imparare dalla tradizione del passato. Ci sarà una valutazione poi di questi elaborati? Sì, ci sarà una valutazione, saranno dati dei premi ai primi 3 delle elementari, ai primi 3 delle medie, ai primi 3 delle superiori. La premiazione
avverrà in Agrigento, credo verso fine maggio, e quindi sarà un momento molto importante. Spero che diventi veramente un gesto di livello nazionale, perché tutto il paese deve sapere che i nonni sono un fattore determinante che tiene insieme tutta la nostra nazione. Lusingato per ospitare proprio la CISL Pensionati è un progetto che va avanti da mesi, mi è stato chiesto l'ospitalità, immediatamente è stata data perché penso che è un progetto ambizioso, unire quindi i nonni con i giovani e questa miscellanea di età, questa miscellanea anche di mentalità e questa miscellanea di culture penso che sia fondamentale anche per la crescita della nostra futura classe sociale. Hanno scelto Agrigento per ora è al centro del ciclone, anche questo è cultura, penso che l'evento avrà ottimi risultati, tant'è che mi hanno chiesto che le future premiazioni le vorranno effettuare proprio in questa meravigliosa location del Teatro Pirandello. Sì, oggi un'interessante iniziativa che crediamo è importante perché coinvolge attivamente le giovani generazioni che sappiamo essere baluardo di cultura e che può servire appunto per un duplice obiettivo. Da una parte sicuramente quello di rinsaldare il dialogo intergenerazionale tra giovani e adulti che oggi purtroppo nella società in cui ci troviamo un po' è venuto meno, e l'altro è anche un interessante dato che è quello di riscoprire la scrittura tradizionale. Infatti il concorso di idee che verrà lanciato prevede appunto l'elaborato sulla figura del nonno, e questo diventa importante in una società in cui i giovani oggi utilizzano sistemi informatici di comunicazione, telematici appunto e informatici. È importante appunto riscoprire il ruolo della scrittura tradizionale. Noi siamo molto contenti oggi di svolgere questa iniziativa in questa suggestiva location e che si inserisca anche nel solco delle iniziative di Agrigento Capitale della Cultura. Un'iniziativa che unisce proprio il mondo dei giovani con il mondo dei pensionati, cui la CISL è sempre molto attenta. Segretario. Assolutamente sì, soprattutto nelle nostre aree interne in cui sappiamo che l'andamento demografico prevede la maggior parte appunto di persone adulte, e quindi è importante ristabilire quel dialogo tra le giovani generazioni e il mondo degli anziani, perché gli anziani oggi devono essere visti appunto come una risorsa, lo sono di fatto perché hanno creato nel tempo un welfare parallelo che aiutano le famiglie in tutti gli ambiti, non solo con i figli ma anche con i genitori anziani, e anche finanziariamente sono un sostegno alle famiglie, quindi è ovvio che vanno valorizzati e il ruolo degli anziani nella società è chiaramente insostituibile. Il progetto parte da qui come presentazione, coinvolge un settore fondamentale dell'economia italiana, che è quello dei nonni, perché da economista dice che il 40% delle famiglie italiane basa la propria economia proprio sull'appoggio ai nonni, che è un appoggio non soltanto fisico, ma anche, devo dire, economico. Il tema della valorizzazione del ruolo dei nonni all'interno dei contesti familiari e quindi del significato che il nonno ha nella economia generale di un paese è certamente un tema che va attenzionato, quindi va dato merito all'organizzazione per questo tema scelto così, devo dire, anche delicato, che coinvolge in qualche maniera pure le corde del cuore. Per cui è un piacere che proprio da Agrigento, e quindi un altro anno la celebrazione di questa iniziativa che vedrà il termine con questo premio finale, questo concorso che verrà sostanzialmente celebrato, prenda proprio le mosse adesso e che diventa quindi un elemento di partenza per una celebrazione che un altro anno potremo inserire all'interno del calendario della Capitale della Cultura.